Ecco gli acciuleddi di Gallura. Ciao a tutti cari amici, oggi andiamo a preparare insieme gli acciuleddi di Gallura, una ricettina tipica di Carnevale. Ormai ci stiamo avvicinando a questo periodo e quindi è il momento giusto. Andiamo allora a vedere tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare questa meravigliosa ricetta. Ecco qui tutti gli ingredienti pronti che ci servono per preparare gli acciuleddi di Gallura. Allora ho deciso di fare un impasto piccolo da 250 grammi. Naturalmente voi, se decidete di farlo il doppio, raddopierete tutti gli ingredienti. E io ho messo 150 grammi di semola rimacinata perché lo sto facendo da 250 grammi, ma troverete tutti gli ingredienti e le spiegazioni sotto nell'info box. Riprendiamo 150 di semola rimacinata e 100 grammi di farina 00, quella per dolci, 50 grammi di zucchero semolato, 50 grammi di strutto appena sciolto ma di nuovo freddo. Voi potete decidere di mettere anche il burro. Un po' di liquore, io ho scelto sabardente, Zubilu Verru, questo è facoltativo, potete mettere anche o metterlo del tutto o mettere il liquore che più vi piace. Un uovo intero, un pizzico di sale, un'arancia e un limone grattugiato naturalmente, e ho preparato anche un po' di latte. Questo mi servirà se vedo che non riesco ad impattare bene l'impasto. Voi potete decidere di potete usare anche dell'acqua fredda. Poi ci servirà naturalmente una pirofila, del miele, io qui ho pronto questo di cardo, anche quello dell'eucalipto del mio territorio, e poi naturalmente l'olio per friggere. Potete fare l'impasto anche nella planetaria, naturalmente con 250 grammi, non è il caso neanche di metterli in planetaria perché si può fare benissimo tutto a mano. Iniziamo, mischiamo le farine, il sale, usiamo la frusta che si mischia meglio, iniziamo a mettere lo zucchero, l'uovo, il liquore, limone e arancia, lo strutto, e iniziamo a girare. Inizio a mettere dai bordi un po' di latte che tanto servirà. Poi naturalmente appena che l'impasto è ben compattato lo mettiamo sul piano di lavoro. Ripeto, questo impasto lo potete fare anche nella planetaria. Un altro pochettino. Provo con la mano per sentire bene l'impasto, dai bordi al centro, così. Se io riesco a compattare tutto, non aggiungo più latte. Posso bagnarmi poco poco la mano. Ci siamo.
Facciamo riposare in frigo per qualche ora. Così dei pezzetti di impasto sui 20 grammi, dovrebbe andare bene. E poi li allungherò per circa 35 cm per poi addoppiarli. Vedete, gli acciolini sono pronti per friggere, vedete? Ho preparato tutto, la corrente, l'olio è già sul fuoco, non dobbiamo stare attenti a non portare la temperatura più di 170 gradi, altrimenti l'acciolini si brucia fuori e non cuoce dentro. Infatti io ho preparato anche il termometro da cucina per regolarmi e poi ho preparato anche il contenitore pronto per quando toglieremo gli acciolini per metterli qui sulla carta. Preparando per addolcire gli acciolini, ormai sono fritti e anche un po' freddi. Sto preparando una padellina così e ho messo circa 200 grammi di miele, però aggiungerò anche circa mezzo bicchiere d'acqua per allungarlo un pochino, altrimenti usando solo il miele in purezza diventerà troppo appiccicoso sul dolce. Lo portiamo ad ebollizione e quando formerà le bolle metteremo dentro gli acciolini. Ho preparato anche un contenitore per raccogliere i dolci quando li toglierò dal miele. Naturalmente non ho messo la carta da cucina, ma ho messo la carta forno. Ecco qui, dovremmo essere pronti e mettiamo tutti i dolcetti dentro. Cercherò di metterli tutti insieme. Ho messo una padella larga apposta per quello. Devono risultare lucidi. Li muoviamo piano piano, così girandoli un pochino, delicatamente. Una forchetta in modo che tutti prendano bene il miele, le darà lucentezza e anche un sapore buono. Se volete potete metterci sopra delle palline colorate oppure anche grattugiarci la buccia d'arancia, ci sta benissimo, Io gliel'ho messa anche internamente l'arancia e il limone. Aspetto ancora che si imprigni bene. C'è un profumo meraviglioso.
Lascio ancora un attimo e poi li tolgo. Ecco qui, cari amici, gli aciuledi pronti tutti da gustare, sono buonissimi davvero. Allora, voglio lasciarvi però qualche consiglio. Vi consiglio di non fare molto grossi i filoncini che allungherete, perché diventerebbero molto grossi e in cottura, siccome noi li dobbiamo addoppiare per ben 2 volte, come avete visto nel filmato, nel momento della frittura diventerebbero, cioè praticamente bruciati fuori e crudi dentro. Questo non deve succedere. Quindi il mio consiglio è 20 grammi di impasto, una pallina da 20 grammi, allungarli per ben 35 centimetri, poi li potete fare anche più corti, però l'importante è che siano fini. Vi dicevo di 35 centimetri di lunghezza e come spessore tenete a bada la cannuccia. Eccola qui, è perfetta. Allora, cari amici, aspettatemi alla prossima ricetta. Io vi aspetto perché presenterò sicuramente ancora dei dolci di carnevale, questo è il periodo giusto. Dicevo, infatti, non vi lascio prima di ricordarvi di iscrivervi sempre al mio canale YouTube. Ormai siete tantissimi e tutto questo mi fa felice e io continuerò sempre a preparare le ricette per tutti voi. Vi consiglio anche di seguirmi nella mia pagina Instagram, la mia pagina principale infatti, e nel mio blog tutto nuovo, tutto rinnovato. Vi aspetto allora, cari amici, alla prossima ricetta. Ciao a tutti!